Zlatan, oggi dici ancora sì al Milan. Lo dici con l'entusiasmo del primo giorno, con l'entusiasmo della prima volta? Mi sento molto felice. Resto un altro anno e quello che conta è quello che è più importante, perché ho sempre detto essere in Milan, giocare per Milan è come casa mia. Mi sento molto felice, sto molto bene, come mi fa sentire il club, tutti gente che lavora per il club, miei colleghi in squadra, con mister, tifosi, che mi manca tanto in stadium. Questo è come casa mia. Se posso restare per tutta la vita, resto. Zlatan, immagini dietro quella telecamera la reazione di ogni tifoso milanista alla notizia del tuo rinnovo? Penso che è positivo. Tutti saranno contenti, anche se qualcuno aveva dubbi prima che venivo, che ero per mia età, però ho dimostrato in questo un anno e qualche mese che età non importa. È tutto mentale e la mentalità. Se tu ti metti a disponibilità per le certe cose, ce la fai. La mia mentalità è sempre migliorare e fare il massimo possibile. Poi in campo o ce l'hai o non ce l'hai. Quello secondo me non va via, è solo che devi stare bene fisicamente e essere in condizione di riuscire a fare le tue cose. Poi adatto il mio gioco per la squadra, dove posso aiutare il più possibile. Che mi sento benvenuto a Milan è grazie ai tifosi, perché da primo giorno ho avuto un feeling con loro top. Sto provando sempre a dare il massimo per loro, perché senza di loro non è facile giocare. 80.000 che ti chiama e che ti vuole in campo è un'altra cosa. E con me i tifosi è sempre stato top, rispettoso, e poi quando gioco provo sempre a dare il massimo a tutti quanti. E questo è il secondo giro di Milan che non mi hanno dimenticato, e provo di dare più possibile dietro. Quando ogni giorno arrivi a Milanello, vedi i tuoi compagni di squadra, vedi il mister, vedi tutte le persone che lavorano, cosa provi ancora oggi? No, provo di aiutare il più possibile, è una motivazione, adrenalina quando vedi questi giovani e vedi il crescita di giovane. Da quando, primo giorno che sono arrivato, da oggi, ho visto la crescita, il progresso di ognuno, tutti disponibili di fare massimo. Poi secondo me squadra, giocatori individualmente hanno capito il sacrificio che devi fare per essere dove siamo oggi. È tutto in testa. Ecco Zlatan, hai fatto un cenno. Ti piace il progetto di un Milan giovane, di un Milan orientato al futuro? Sì, perché così mi sento giovane. Ogni giorno che vedo i miei compagni mi fanno sentire giovane. Poi c'è questa sfida, concorrenza, quando corrono loro devo correre uguale come loro, perché non posso bastarmi. Così mi sfidano, mi fanno uscire il massimale di tutti i giorni. Poi ogni tanto forse esagero con questa cosa dove devo essere più tranquillo, però questa è mentalità. Poi per questo nuovo progetto di Milan mi piace perché è una sfida differente, perché ero abituato di giocare con grandi campioni che hanno vinto quasi tutto o tutto. È un'altra situazione, devi solo metterti in posto e hai un'altra responsabilità da parte individuale. Poi quando giochi con grandi campioni tutto si risolve in campo, invece qua è differente, qua devi prendere più responsabilità di far vedere la strada per il successo, perché se hai passato questa strada di successo hai esperienza. Questo voglio passare a tutti quanti nel questa squadra di Milan. Poi
È una grande sfida, però quando lo fai bene ti torna molto di più invece di giocare con questi grandi campioni, perché significa che hai fatto qualcosa in più di quello che deve essere normale. 10 anni fa, quando correvo più, no? Potevo correre nel spazio, però è arrivato il pallone, ho visto che il portiere era fuori, ho detto proviamo, se entra entra, se no non c'è problema, proviamo ancora il secondo gol, però è entrato, allora quando fai questi gol, che non succede tutti i giorni, ti dà un feeling, non un feeling strano, però un feeling che ho riuscito, perché quando fai queste cose, quando non entra, c'è tutti che dicono ma perché fai queste cose? Che sembri uno che non c'entra niente con calcio, invece quando entra diventi un genio. Allora in questo momento ero un genio. Zlatan, la conferma che i tuoi compagni di squadra ti seguono, che i tuoi compagni di squadra ti ascoltano, è confermata forse anche dal fatto che chi prima non faceva la crioterapia, la terapia del freddo, adesso invece la fa? Non posso giudicare prima di me, posso giudicare da primo giorno che sono arrivato, perché secondo me quando sei un leader e sei un esempio, fai le cose e se ti rispettano, seguono. Però senza parlare, non bisogna parlare tanto, perché secondo me hanno questo rispetto e in testa di loro dicono se lui lo fa e ha vinto e sta vincendo, allora è strada giusta, perché non è basta con le parole di dire le cose, devi far vedere anche le cose come si fa. Io ho avuto fortuna quando ero giovane che ho giocato con campioni, guardavo loro e seguivo loro, e adesso è un ruolo differente dove seguono me e sto provando di fare tutto per aiutare. Poi ognuno ha la sua personalità e carattere che giustamente devono avere e tenere e fare da visione di loro. Poi c'è certe cose che devi fare per stare bene. Il Milan ancora insieme a Zlatan, Zlatan ancora insieme al Milan. Se provi un attimo a chiudere gli occhi, dove arriverete insieme tu e il Milan? Secondo me lo vedo con le grandi cose. L'unica cosa in questa situazione, quando sono arrivato, perché sono arrivato a metà campionato, e se tu guardi da metà campionato un anno avanti eravamo sempre primi. Se questo iniziava da inizio da campionato, oggi c'era un trofeo nel nostro armadio o dove vuoi, in casa, c'è sempre spazio per trofei. Però adesso bisogna continuare perché normalmente dopo un anno ti torna qualcosa, quando stai facendo bene per un anno. Invece adesso abbiamo fatto bene per un anno e ancora non è finito, manca poco, ma bisogna continuare e credere. Se tu non credi è difficile, perché non è impossibile niente. Abbiamo dimostrato di un anno adesso dove tanti hanno giudicato, hanno detto questo Milan, bla 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 bla. Invece noi in campo abbiamo dato tutte le risposte, abbiamo lavorato, fatto sacrificio e dimostrato che possiamo farlo. Poi quando vinci qualcosa hai fame di vincere ancora di più. Quello è la cosa segreta, però devi vincere prima. Ecco, provo a sviluppare la tua risposta, Zlatan. Ce la farà il Milan in questa stagione ad arrivare in Champions League? Questa stagione bisogna credere in quello che facciamo. Se continuiamo a credere lo facciamo qualcosa. Quello non è niente, non è finito ancora, non è impossibile, perché ognuno ha i suoi obiettivi. Il mio obiettivo è vincere. Se non vinco, per me è una delusione. Però questa è la mia mentalità, ognuno ha il suo, però bisogna crederci, quello è il segreto. Ero molto carico perché... Vero che volevi già giocare quella sera lì? No, non c'era, mi sa che i documenti non erano ma tu volevi ancora. giocare lo stesso? Sì, no, ero carico perché sono arrivato da un momento da Barcellona che non era molto positivo, invece la felicità mi è tornato a questo momento e sorriso anche, perché a questo momento ho capito quanto bello è giocare calcio. Poi con full stadium
a San Siro con tifosi di Milan è una cosa top. E questo è più che mi dà un po' fastidio adesso, perché ho fatto un anno e qualcosa senza tifosi, non è facile, perché se c'erano tifosi questo anno, secondo me c'erano qualche punto in più che se serve, perché quando hai tifosi dietro di te ti spinge più, ti dà più adrenalina, ti dà quello extra che ti serve in campo. E mi dispiace tanto che non ci sono, perché mancano tanto. Zlatan, hai detto che i tuoi compagni di squadra sono un po' tutti come dei tuoi figli. Sono tutti uguali o ti piace anche interpretare uno a uno le loro caratteristiche, le loro personalità? Ognuno è uguale fuori campo, dentro campo siamo tutti uguali perché abbiamo lo stesso obiettivi, poi ognuno lo tratti differente, perché il mio lavoro è di stimolare ognuno. Quando sono fuori Italia, fuori squadra, mi mancano tanto, devo dire la verità. È come mi manca tutti i giorni i miei 2 figli in Svezia, è uguale. Quando vado fuori qua mi mancano 25 figli. Se ti proponessero di vedere legato il tuo nome al Milan anche fuori dal campo, ti vedresti sempre al Milan anche dopo la tua carriera di calciatore? Secondo me adesso sono molto concentrato di aiutare in quello che ho responsabilità, e quello è dentro campo, ovvio anche fuori campo, perché sono ancora attivo, una cosa a volta. Quello che succederà dopo non lo so. Questa avventura doveva essere 6 mesi, adesso siamo un anno e in più e sarà un altro anno. Fammi fare prima questo e dopo ci parliamo di secondo fase nel vita. Vale la stessa risposta, Zlatan, se dovessero chiederti un giorno se vuoi fare l'allenatore? Quello non posso dire sì e no, perché se lo dico sì come parola di gentleman lo faccio, perché per me basta la parola, ma per me essere allenatore non è facile, è più stressante invece di essere calciatore, perché devi trasformare tutte le tue informazioni su altri e loro devono fare quello che dici te. Però non si sa mai. Ciao Zlatan, ho pensato tanto a cosa dirti e invece ho trovato qualcosa che è un pensiero che penso che a me è piaciuto molto e penso che possa piacere anche a te. È un testo tratto dal film Il curioso caso di Benjamin Button. Non è mai troppo tardi o troppo presto per essere quello che vuoi essere. Non c'è limite di tempo. Comincia quando vuoi. Puoi cambiare o rimanere come sei. Non esiste una regola in questo. Possiamo vivere ogni cosa al meglio o al peggio. Spero che tu viva tutto al meglio. Spero che tu possa vedere cose sorprendenti. Spero che tu possa avere emozioni sempre nuove. Spero che tu possa incontrare gente con punti di vista diversi. Spero che tu possa essere orgoglioso della tua vita e se ti accorgi di non esserlo, spero che tu trovi sempre la forza di ricominciare da zero. Zlatan, sono contentissimo del tuo rinnovo, adesso datti da fare, diamoci da fare per vincere qualcosa perché il tempo stringe. Quello che abbiamo passato l'anno scorso era non era facile e mi diceva ogni partita, Ibra, oggi tu fai bravo, io faccio cattivo. Poi arriva la prossima partita, Ibra, oggi tu fai cattivo, faccio io bravo. Allora facevamo questi giochi, però comandava lui quando voleva. Però ogni tanto quando mi diceva positivo dovevo essere anche un po', non negativo, però attaccare un po'. Però c'è questo balance. E poi, ovvio, all'inizio non lo conosci le persone, però da primo giorno è andato tutto. Lavorare con il Mr. Pioli è stato molto facile perché ha una mentalità giusta, ogni giorno ha questa energia che trasforma la squadra, che vuole il massimo da squadra e lavora tanto. Ogni tanto mi chiama al mattino e mi fa dove sei? Sto arrivando, sei in Italia perché sto già lavorando. Allora mi sfida così. Si può dire che oggi sei più centravanti puro, più bomber, più prima punta rispetto alla tua prima avventura nel Milan di 10 anni fa? Sì, per quello che ho detto,
adattando il mio gioco in quello modo che posso aiutare la squadra in migliore modo. Perché oggi non è che posso giocare come 10 anni fa o 5 anni fa, perché il fisico cambia, cambia stile di gioco. È passata qualche settimana, ma a Zlatan Ibrahimovic è bello fare una domanda sul teatro dei sogni, sull'Old Trafford. Sei stato orgoglioso di come i tuoi compagni di squadra si sono battuti in Europa League a Manchester contro una grande d'Europa come lo United? Sì, abbiamo dimostrato che possiamo giocare e lottare contro queste grandi squadre, che ovvio è un grande club anche. In 2 partite abbiamo dimostrato che eravamo più forti a quel momento di loro e meritavamo molto di più di quello che è successo. Queste partite serve, perché queste partite ti dà valore nel quello che fai. Va bene, campionato, quello ti porta fuori in Europa, ovvio. Però questo Europa League serviva per la squadra per capire per che cosa giochiamo e per uscire in Europa e giocare queste partite. Poi se è Champions League ancora più bello, ovvio, perché è il più grande torneo che c'è. È quello che stiamo lottando per tutti i giorni per arrivare a questi obiettivi che il club ha. Ti faccio una domanda indiscreta, un po' curiosa. L'anno scorso a luglio, quando sei stato sostituito a San Siro in Milan-Bologna, poi con il mister Pioli vi siete parlati? Ha parlato più lui? Hai parlato più tu? O vi siete parlati tutti e due? No, prima dipende. Quella volta era prima parlo io e dopo parla lui. Poi il secondo giorno parlava prima lui e dopo io. No, è normale, è emozione, perché quando ti senti bene, stai bene, vuoi essere in campo il più possibile. Invece lui mi vuole proteggere, mi tirare fuori, salvarmi per la prossima partita. E quello non lo so se è un problema mio, però la mia mentalità è che devo essere là fine e dare massimale. Perché io so, se io do massimo, lo so che i miei colleghi farà uguale. E poi con adrenalina, con emozione, cose che vanno bene, non sei soddisfatto fino a fine. Zlatan, è vero che quando eri con la nazionale svedese praticamente ogni giorno avevi bisogno di sentire al telefono qualcuno di Milanello, qualcosa di Milanello, e che ti mancava Milanello? Sì, perché dopo 5 anni che non ho giocato in nazionale era una cosa differente, perché mi mancava Milanello, mi mancava i miei colleghi in squadra, perché ero abituato di stare là quando altri andavano in nazionale, ero sempre là. Poi quando c'è nazionale c'è tanti di primavera che si allena con prima squadra, mi mancava, perché non ero abituato, allora parlavo. Però l'atmosfera in nostra squadra è top, si parla tutti i giorni, fuori campo, dentro campo, anche quando vai fuori Milanello si parla. Se devo dire il segreto di questa squadra è l'atmosfera, che è sempre stato top. Ciao Zlatan, io non sono contento, sono contentissimo che tu rinnovo, anche perché tu sei come un cane tartufo in aria, più hai esperienza e più trovi il gol. Ricordo quando siamo venuti a trovarci a Pasadena, eravamo in tournée, e Rino Gattuso mi ha detto: Michele, prepara una crostata per Ibra. E io gli ho detto: già pronta, perché so che me la chiede. E infatti tu mi hai chiesto la crostata per la tua famiglia. Tu sei una grande persona, ma soprattutto fuori dal campo sei una persona umana. Sei l'unica persona che quando finisce una partita viene a parlarmi e mi chiede: Michele, come sono andato? Io sono sempre sorpreso da questo tuo comportamento. E ti fa molto onore questa cosa, Zlatan. Ciao da Michele, ciao. Michi è un grande chef, sono l'unico che lo attacco, perché quando pasta non è buono lo attacco. Poi mi ricordo un giorno che hanno detto che Michi non sarà presente per una partita, mi sa che era prima derby. Allora io ho parlato con Paolo, con tutti, hanno detto che il presidente Berlusconi ha detto che non può venire per questo Covid e così. Poi ho chiamato Adriano Galliani, ho detto: per favore capo, senza Michi non vinciamo, dammi 5 minuti. Dopo 5 minuti mi chiama: arriva.
arrivato, preparato, abbiamo vinto il derby. Allora mica è molto importante per noi. Poi una grande persona, poi nelle storie di Milan c'era Miki da tanto, conosci tutti i campioni, poi ha sempre questa energia in giro di squadra che vuole sempre trattarlo bene, stare bene con tutti, no? Grande persona. Io ti osservo quando giochi tutte le partite fino all'ultimo minuto di recupero, ti osservo alla fine della partita, quando sei in mezzo al campo, quando il Milan ha vinto, io lì ti vedo realizzato, vedo che ti sei nutrito della partita e te la sei vissuta fino agli ultimi secondi di recupero correndo dietro l'ultima palla. È per quello che sei ancora qui con noi. Sento che ho tanta responsabilità anche in questi momenti che forse è facile o non è facile. Fine partita e così, perché c'è così tanta emozione dentro il gioco, adrenalina e tutto quanto entra in questo momento e come ho detto, se mi vedono correre un po' di più, anche se non riesco a correre, lo faranno doppio. Se posso fare cose che normalmente non lo faccio, lo faranno anche i miei colleghi. Poi a me mi serve più i miei colleghi invece che loro servono a me, perché io senza di loro non riesco a fare di tutto quello che faccio oggi. Poi partite vuoi vincere, perché quando vinci si sta bene. Però tutto inizia in allenamenti. E questa cosa ho portato nel questo gruppo che in allenamento quando giochiamo per vincere. Se tu sei contro di me faccio tutto di vincere per la mia squadra e tutto inizia là. E poi fine settimana si gioca la partita e porti tutto quello che fai in allenamento in partita. Solo che in partita non puoi sbagliare come durante la settimana. Però per questo ci alleniamo, perché sbagliare in allenamento, imparare da errori che facciamo e provare a non ripeterlo in partita ufficiale. Però quando vince è una feeling top, perché copri tutti gli errori, copri tutti i problemi, se copri tutto con la vittoria. Poi mi piace vincere, quella cosa, non lo so se ho imparato di avere questa voglia o è dentro di me, questo però mi piace e mi sento bene, però tutti i giorni deve essere così.